Buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata sempre in diretta in compagnia di Ore 13. Parliamo oggi di settore terziario, ovvero di commercio e turismo. Un commercio che si mantiene sostanzialmente stabile secondo i dati del 2019, ma un commercio in trasformazione, in mutamento, che corre un po' sul filo del web e dunque del commercio online. Cercheremo di capire oggi insieme bene quali siano appunto le situazioni, anche quali siano le prospettive per l'anno che è da poco iniziato, tra saldi, turismo in crescita e quant'altro. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Do il benvenuto anche ad Anna Maria Bristot del Consorzio Belluno Centro Storico. Buongiorno. E ad Angelo Faloppa, vicepresidente di Confcommercio Provincia di Venezia. Ben trovato anche a lei. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta 0422 1626 798 per intervenire appunto in diretta con le vostre domande che aspettiamo naturalmente. Allora io parto dal presidente Capraro perché vorrei un po' capire qual è lo stato di salute del commercio a Treviso, quali sono un po' i dati che sono emersi e che voi avete presentato con la fine del 2019. Dei dati che richiamano il concetto della trasformazione di cui lei ha parlato, proprio perché abbiamo delle tendenze in corso, un commercio tradizionale, e se penso al periodo natalizio, il periodo adesso dei saldi, e quindi mi rivolgo e penso all'abbigliamento, agli accessori, che sicuramente oggi segna un calo. Una trasformazione perché invece tutto un altro tipo di commercio che riguarda i servizi alla persona è in grande crescita. Il commercio legato alle tecnologie che aveva vissuto anni di boom tiene. Tutto ciò che invece è svago e quindi un portare l'attenzione delle persone agli aspetti turistici, quindi all'evasione, al mangiare fuori casa, al weekend e a tutte quelle occasioni appunto di evasione e di svago, quello è in crescita. Quindi delle abitudini anche dei consumatori che cambiano e di conseguenza delle modalità diverse anche da parte di noi imprenditori per rivolgersi a un mercato in trasformazione. Il turismo è la parte più in salute, il settore più in salute rispetto appunto a questi dati che sono stati presentati. Nell'ambito del terziario i servizi e il turismo sicuramente sono in crescita. Poi ci sono delle zone oggi rappresentate da Belluno e le Dolomiti, da Venezia e da Treviso con le colline del Prosecco che sono di grande richiamo turistico e che ci fanno pensare a un 2020 che sarà sicuramente di crescita, di attenzione e di sviluppo. Quindi un 2019 stabile, possiamo dire così. E qual è invece il sentiment un po' degli imprenditori? Perché insomma loro sono quelli che vivono un po' il territorio naturalmente. Gli imprenditori ricevono quasi quotidianamente delle notizie che non li fanno molto sorridere, non ultima la manovra approvata, questo dobbiamo dirlo. Certo che non c'è un imprenditore che non guarda al futuro con ottimismo, con delle soluzioni, con degli assi nella manica, perché sono quelle le modalità per affrontare le nuove sfide, quindi guardare un po' più in là, guardare oltre, trovare soluzioni nuove. Oggi questa è la nuova modalità, la nuova quotidianità sicuramente di guardare sempre mettendo in moto i meccanismi che servono per offrire soluzioni diverse, soluzioni nuove. Anna Maria Bristot, Belluno insomma, durante il periodo natalizio davvero si è sbizzarrita perché insomma, sono state fatte una serie di iniziative molto interessanti sì. Insomma, che hanno animato davvero il centro storico. Sì. Abbiamo avuto proprio grandissima soddisfazione, abbiamo lavorato sodo già dalla primavera dell'anno scorso e abbiamo avuto un grande riscontro. Abbiamo cercato di spostare l'attenzione di Belluno come città delle Dolomiti di montagna, che insomma è questa la sua collocazione, a partire quindi dai decori che abbiamo messo fuori dai negozi che sono piaciuti tantissimo. Abbiamo cercato di recuperare
il ricordo di Vaia portando un segnale di speranza, per cui tramite l'Associazione Nazionale Alpini, la Protezione Civile abbiamo fatto una raccolta capillare anche tramite il nostro coordinatore Pier Antonio Zanchetta che ha mosso tutte le pedine. Siamo riusciti a recuperare 200 ceppi che abbiamo messo fuori dai negozi. Su questi ceppi era appeso un ferro al quale era appesa una lanterna con il nome dei comuni e delle regole da dove sono venuti. Ricordo che erano 57 comuni e 50 regole diverse, ognuno ha donato 2 o 3 ceppi e la sera c'era questa lanternina illuminata che era molto, molto suggestiva. Talmente bello, talmente piaciuto che abbiamo deciso di riutilizzare questa idea del ceppo anche l'anno prossimo, che adesso ricominceremo la raccolta e non è un lavoro da poco, per riproporlo l'anno prossimo e con un'altra veste, magari mettendo un altro decoro, troveremo qualcosa di nuovo, la lanterna resta ai commercianti, troveremo quindi un Natale, feste natalizie positive per il centro di Belluno. Molto positivo, abbiamo lavorato sul legno, sulle Dolomiti, abbiamo fatto delle proiezioni bellissime sul palazzo della ex tribunale in Piazza Duomo, la prima proiezione che ricordava i 10 anni dell'UNESCO delle Dolomiti, è stato un filmato stupendo. Questo filmato durava 10 minuti, veniva riproposto 2 volte al giorno, c'era sempre il pienone a vederlo intorno alla pista di ghiaccio che anche tuttora sta funzionando. Poi è stato cambiato, adesso l'ultimo periodo avevamo un altro filmato di promozione di tutta la provincia di Belluno. E la cosa però che di più di tutto ha mosso gli entusiasmi è stata la luna. La luna aver gigante, portato sì. la luna dal British Museum a qui, a Belluno sopra la fontana, è stato un colpo gobbo. Ha attirato molti turisti. Sì, era una cosa pazzesca, la città non si poteva neanche camminare, era pieno dappertutto, tutte le ore, parcheggi strapieni, bar, ristoranti strapieni, mezzanotte, luna, la gente sotto la fontana che si faceva i selfie, strapieno proprio, bellissimo. Quindi un bilancio di Natale positivo per il comune di Belluno. Il Natale sicuramente sì. E invece Angelo Faloppa, per il Natale a Venezia, nel centro storico appunto veneziano e nei comuni limitrofi di terraferma, com'è andata? Venezia non ha avuto grande soddisfazione in questo periodo perché l'immagine negativa dell'acqua alta e anche la non corretta informazione ha fatto sì che Venezia abbia effettivamente sofferto. Le disdette sono state tantissime sul settore del ricettivo alberghiero, ma soprattutto per disinformazione. Gente convinta che un mare a 1,20 m da medio mare volesse dire che in piazza San Marco c'era 1,20 m di acqua. Follia, bastava dire che è l'altezza del mare e che 1,20 m magari a San Marco hai 10 cm di acqua, 5 cm, a 1,10 m, 1,15 m non hai neanche acqua in Venezia. Quindi purtroppo dare un'immagine così negativa ha fatto sì che le disdette sono state veramente, veramente tante. Quindi quando ci sono disdette, quando c'è meno gente, soffre il commercio e soffre il ricettivo perché è un tutt'uno. L'impatto dell'evento Acqua Alta di novembre 2019 ha influito negativamente Sì, molto appunto, anche sulle attività commerciali veneziane. Anche sulle attività commerciali e adesso stiamo vedendo, perché questo è il momento dove si inizia a prenotare sulle nostre spiagge. Perché anche lì l'immagine del fatto che le mareggiate è quello che si è proposto anche nei media, che non c'è più sabbia, questo effettivamente ha preoccupato la gente e non è assolutamente vero, perché a Bibbione ha colpito delle zone ben precise, a Bibbione, a Jesolo, nella zona della Pineta, ma ogni anno il mare porta via e poi riporta. E addirittura ci sono zone che tutta quella che è stata prelevata da zone come la Pineta le porta sulla zona centrale, quindi ci vuole la rimodulazione, dovremo sistemare, ma già adesso gli arenili sono molto belli da vedere, ripeto è 1,5 km che è in grossa difficoltà, ma lo è ogni anno perché
non ci sono i pontili, perché non ci sono le barriere e pertanto il mare lì veramente crea delle situazioni difficili. Però adesso l'importante è far capire che la spiaggia già è messa bene in questo momento e i consorzi stanno ripristinando le passeggiate dove hanno avuto problemi, i chioschi hanno già rimesso a posto i loro edifici, quindi francamente la situazione è già tornata alla normalità. Certo, le ripercussioni hanno ovviamente riguardato anche il litorale, abbiamo detto, insomma abbiamo ricordato più volte. E ricordiamoci che l'immagine che diamo all'estero, poi recuperare quell'immagine, e questo vale anche per Venezia, è ancora più difficile, perché l'italiano lo può capire, può vedere le immagini televisive quotidianamente. All'estero questo non viene riportato, riportano solo le situazioni di emergenza e di allarme, perché sono quelle che alla gente piacciono, francamente, ma questo crea dei danni veramente molto grandi. Venezia adesso sta investendo quasi 1 milione di euro della tassa soggiorno per far capire qual è la situazione, per rendere edotta alla gente di cosa vuol dire il medio mare e l'altezza del mare. E questo è fondamentale. 1 milione di euro anche per una campagna pubblicitaria, insomma, ecco. Per questa campagna pubblicitaria. Sì. Ed è fondamentale perché la gente deve capire, soprattutto all'estero. Questo è il bilancio del Natale nel territorio veneziano. A Treviso invece i negozi nel periodo natalizio come sono andati? Il turismo ce n'è, sappiamo insomma che camminando per Treviso si sentono sempre più lingue diverse, quindi i turisti non mancano nemmeno a Treviso. Beh, anche in questo caso c'è una Treviso che sta cambiando. Non è questa la stagione turistica della città di Treviso. Treviso si è presentata così come Belluno, una città sempre più bella, ma c'è di base una bellezza dei nostri centri storici di cui spesso ci dimentichiamo. Belluno uno di questi, Treviso un altro, che in queste occasioni delle festività, ma non solo per gli addobbi, anche per le attrattive, che tra l'altro sono da un lato sì popolari perché richiamano, ma anche di alto contenuto, di livello culturale importante, quindi si riesce a fare cultura anche attraverso questi appuntamenti e questi eventi che richiamano tantissima gente, e quindi nel periodo del Natale sicuramente una Treviso per quello che riguarda il passeggio bella e anche affollata. Questo è un merito che l'amministrazione comunale ha e noi glielo riconosciamo, con la collaborazione nostra, dei singoli commercianti e di tutte le associazioni che hanno dato un importante contributo per un centro storico sempre più bello, questo sicuramente. Turisticamente invece la nostra realtà, sebbene oggi sia la stagione del radicchio e quindi per l'enogastronomia trevigiana di grande richiamo, la stagione turistica è una stagione più che aspetta la primavera e che poi vedrà, come si diceva prima, anche il 2020 un grande anno da questo punto di vista. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo a parlarne tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, 0422 1626 798 per intervenire con le vostre domande. Parliamo di commercio e turismo, e proprio di turismo insomma riparto dal Presidente Capraro, perché serve, per quanto le nostre città possano essere attrattive e cercare di essere più variegate possibili, con iniziative, con mostre, con cultura, con la proposta più ampia che ci sia, serve che il turista venga, un turista che sia consapevole, un turista che venga a vivere la città e che la conosca e la scopra, no? Beh, più cerchiamo quel tipo di turista che può apprezzare le nostre eccellenze, io ho parlato prima di enogastronomia, ma eccellenze culturali, eccellenze del territorio, più abbiamo la possibilità di avere un ambasciatore, cioè di qualcuno che vada, nel rientro a casa, nel mondo a parlare di noi. Per questo c'è bisogno da parte nostra di conoscenza del territorio, capacità anche di raccontare il territorio, ma ci vuole soprattutto il target di turista corretto, colui che dedica del tempo a noi, ai nostri territori, e abbia la curiosità di scoprire dove si trova. Noi veniamo da una tradizione di turismo business a Treviso, quindi un turista che veniva a dormire. Oggi abbiamo un turista che viene a vivere.
Quindi che si ferma per più giorni, ecco, anche. Che inizia a fermarsi per più giorni, ma soprattutto che viene per fare delle esperienze, per avere delle emozioni, che poi oggi diventa anche più facile condividere con gli strumenti che ci sono, ma che ha bisogno ovviamente di servizi diversi, di un'accoglienza diversa, di strutture diverse, e quindi è la trasformazione di cui parlavamo prima, e ovviamente ci dà la possibilità di far vedere e far capire quanto di bello c'è nelle nostre realtà. Nelle nostre realtà inteso come centro storico, ma poi sappiamo che tutte le periferie sono comunque molto importanti. Come Confcommercio avete fatto un viaggio attraverso le periferie, no, di Treviso, che cosa è emerso? Oggi il centro storico tende generalmente a perdere la residenzialità. Nelle periferie c'è l'autenticità. Ci sono coloro che vivono, coloro che risiedono, e quindi ci sono ancora gli angoli autentici del territorio. Ora noi, così come a Belluno, a Treviso, nei centri minori, non corriamo ancora il rischio di Venezia. Certo che la turisticizzazione dei centri storici porta a creare all'interno di queste realtà dei servizi ovviamente destinati a quel tipo di mercato, e a far perdere un po' quelle caratteristiche proprie delle città che sono erano costruite per coloro che risiedevano. Quindi la scoperta è stata quella di capire che le periferie, i quartieri sono da rimettere al centro della nostra attenzione, perché c'è molto da scoprire anche negli angoli delle città. Anche perché molto spesso quel commercio di vicinato è lì che resiste, no? Nelle periferie. Resiste lì perché è lì che deve fornire il servizio a coloro che risiedono, e lì ci sono ancora gli usi, le tradizioni, i costumi, quelle che sono poi il bagaglio delle nostre esperienze, delle nostre realtà, delle nostre cittadine, quindi c'è molto sapore anche nei quartieri. Certo, è d'accordo un po' su questo Faloppa, no? Sì, indubbiamente sì. Il turismo, ma in tutta Italia, la parola d'ordine è allungare la stagione, allungare i periodi, allungare il periodo di soggiorno. Per far questo devi dare anche di più alla gente, devi dare non solo servizi all'interno delle strutture, ma devi anche adeguare le città a questo tipo di nuovo turismo. E questa è un'azione importante che devono fare anche i nostri amministratori. Lei prima mi parlava di ottimismo del settore commercio e ricettivo. Io dico, se non sei ottimista non fai neanche l'imprenditore, perché l'imprenditore deve essere ottimista, però deve essere un ottimista anche realista, cioè che si renda conto di quelli che sono effettivamente i problemi, di quelli che sono i pericoli e di dove bisogna anche cercare di intervenire. In questi periodi non abbiamo certo, come diceva prima Capraro, non abbiamo certo delle amministrazioni che ci aiutano tantissimo, perché il creare confusione in questo periodo per l'imprenditore è qualcosa di straordinario. Ricevuta fiscale, scontrino fiscale, non fiscale, IVA aumentata, non aumentata, e c'è una follia tutti i giorni. Effettivamente tu puoi fare l'imprenditore quando sai che hai delle regole certe, sicure, su cui ti puoi basare, perché alla fine anno i bilanci devono sempre quadrare, perché siamo veramente a quella situazione dove le banche guardano solo i bilanci, quindi se vuoi essere finanziato il tuo bilancio deve essere sano, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi orpello, qualsiasi aumento che venga fatto a livello di amministrazione, di tassazione e quant'altro, sai che ricade sul consumatore finale. Quindi tante volte quando dicono portiamo l'IVA, che hanno detto spesso portiamo l'IVA sulla ristorazione e sul ricettivo dal 10 al 22%, se non si rendono conto di quale follia stanno dicendo, perché poi il dire spesso fa peggio che il fare, lei si renda conto che quel 12% in più ricadrebbe nelle tasche del turista. E in questo preciso momento l'Italia è un paese carissimo. Guardi che tutti i paesi del nord per venire all'aeroporto di Treviso o di Venezia spendono 60-70 euro, ma con 10-20 euro in più vanno in località tipo la Turchia
o l'Egitto, dove effettivamente la vita costa molto meno. E qua stiamo parlando di aumentare l'IVA. Allora in Germania qualche anno fa hanno portato l'IVA dal 19 al 7% nel turismo e la ristorazione, perché hanno detto il futuro dobbiamo cercare di aiutare il turismo. Qui da noi si parla di portarla dal 10 al 22%. Non c'è visione, non c'è strategia, c'è solo riuscire a ripianare un bilancio per quest'anno. Poi il futuro Dio vedrà. Capraro, manca un po' una progettualità, cioè, sì, va bene l'ottimismo, però veramente qui si vive con un'incertezza quotidiana. Sì, e come diceva Faloppa, questo è uno degli aspetti più critici, perché regole certe, possibilità di programmare con delle certezze sono le condizioni che portano gli imprenditori, ma non solo, anche gli amministratori a pianificare, no? E questo è un aspetto. Lo abbiamo nell'ambito del turismo per tutto quello che riguarda questi aspetti, ma anche per tutto quello che riguarda le infrastrutture. Un altro aspetto, un altro punto sul quale sicuramente dobbiamo lavorare. Sto pensando, e lo facevo riferimento prima, tra Venezia, le colline del Prosecco e le Dolomiti ci sono 150 chilometri in una direttrice nord-sud, 3 siti UNESCO che non sono tra loro ben collegati. E questo è l'aspetto, anche lì ci sarebbe da programmare, pianificare, perché attorno a questo ci può costruire tutto uno sviluppo, non solo turistico, ma di rete. Questo è un aspetto. Le altre regole sono quelle della competizione, che stando sullo stesso mercato deve far necessariamente allineare coloro che lavorano online con regole certe e comuni a coloro che lavorano come noi a diretto contatto col pubblico. Con regole diverse chiaramente c'è una competizione che mette in difficoltà sicuramente il commercio a dettaglio, che sappiamo essere non solo commercio ma anche servizio, perché la prossimità, perché l'ordine pubblico, perché l'arredo urbano, perché il presidio è una funzione che quotidianamente e gratuitamente i commercianti svolgono in ogni città, e questo è un aspetto che deve essere considerato. Certo. Anna Maria Bristotta, Belluno invece come vive un po' questo sentiment? Belluno purtroppo, Quali sono un po' le difficoltà? Si sta svuotando, come penso un po' tutti i centri storici. Abbiamo delle vie ormai che sono proprio vuote, i negozi sono chiusi, il commercio risente molto dell'acquisto online. Sicuramente io stessa ne risento, non in quello che produco, perché insomma noi tostiamo caffè, non abbiamo difficoltà in questo, abbiamo un articolo particolare, un articolo da regalo che curiamo, però ci sono degli articoli tipo le candele, queste cose qui che risentono assolutamente del commercio online. La gente viene, annusa, poi dice grazie e poi se lo va a ordinare su internet. Questo veramente ci crea problemi. La città è molto carina, cominciano a vedersi i primi turisti in bicicletta, da un po' di anni c'è questo ritorno, questo sviluppo della bicicletta. Secondo me è un trend che dobbiamo assolutamente cavalcare, perché adesso con le bike si muovono persone di tutte le età, arrivano gruppi di gente di una certa età che prima non si vedevano con queste biciclette, ed è una cosa che a Belluno dobbiamo sfruttare, perché una vallata così, che offre così tanto per la bici, è difficile da trovare, senza parlare poi del turismo montano, che è il più bello che ci sia. Insomma, le Dolomiti sono le più belle che ci siano, turisti se ne vedono d'estate con gli zaini, arrivano, ma si potrebbe fare molto di più. E di serrande abbassate ce ne sono molte anche a Treviso, soprattutto nei negozi di abbigliamento, però poi sorgono dei bar, no? Sì, quello segue l'andamento e la trasformazione di questa fruizione da parte delle città, non più dei residenti ma dei turisti. Forse il record dei bar ce l'abbiamo noi a Belluno comunque, perché ogni 2 metri ce n'è uno. È la concorrenza, no? Come dicevamo. Abbiamo il record assoluto, credo, del Veneto, se non d'Italia. Tutti aprono bar, non so dove vogliono andare. E quindi ci sono questi aspetti, perché quel tipo di flusso richiede quel tipo di offerta.
Però c'è da dire che se sembra, perché c'è molto turnover anche in quell'ambito lì, che oggi alcune rendite possono essere garantite solo da determinate attività quali quelle dei pubblici esercizi, dico sembra perché poi non è così, in realtà assistiamo a questo fenomeno, no? Di città che perdono la particolarità e le caratteristiche dei servizi di vicinato e quindi dei centri storici che si riempiono di bar, ma a fronte di quell'offerta anche il residente si allontana, certo, perché non trova più quello, di cui ha bisogno. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto dal Presidente Capraro perché sapete che sono iniziati i saldi, allora quali sono un po' le previsioni a Treviso, anche se di sconti particolari, abbiamo già cominciato a vedere il Black Friday, un po' questa moda che abbiamo importato dall'America, no? Beh, non sempre importiamo le cose migliori, importiamo delle cose che comunque hanno presa. Il primo ragionamento che potremmo condividere è questo. Questo sarebbe il mese della vendita più che il mese della svendita, perché se pensiamo a dei saldi che iniziano di fatto il giorno dopo il primo dell'anno, che sia stato il 2 o il 4, a seconda delle regioni non cambia, in realtà sono questi i primi giorni di freddo per la stagione e noi oggi siamo in stagione, quindi dovremmo vendere, non dovremmo svendere. Il primo passaggio quindi è questo, sono dei saldi che per quello che riguarda in particolare il settore degli accessori e dell'abbigliamento devono essere necessariamente spostati di almeno un mese. Perché questo crea una... Quindi posticipati? Posticipati assolutamente. Vale anche per i saldi estivi, che ci troviamo a fare i saldi estivi in piena stagione, perché i primi di luglio iniziano i saldi estivi quando la gente deve ancora andare in vacanza, perché ci va prevalentemente nel mese di agosto, sebbene oggi anche queste abitudini stiano cambiando. Poi c'è un po' di cannibalizzazione, certo che il Black Friday anticipa una corsa ai consumi e poi lascia meno disponibilità in capo alle famiglie e alle persone. L'aspetto che dicevo è che questa trasformazione, questa attenzione all'evasione e allo svago porta ad aumentare molto i consumi in questi ambiti, del turismo, ripeto, dell'evasione, a discapito di alcuni settori tradizionali come l'abbigliamento che risentono maggiormente, quindi c'è una doppia difficoltà perché già per queste nuove abitudini si vende un po' meno e con questi saldi anticipati, ripeto, si va a svendere quando bisognerebbe vendere. Aristotta, lei è d'accordo un po' su questo? Sarebbe magari il caso di posticipare in avanti l'inizio dei saldi? Io non rientro nella categoria dei saldi perché non ho un articolo che va in saldo, ma sono perfettamente d'accordo perché si sente già sotto Natale, la gente magari non compra certe cose perché ma tanto aspetto i saldi, tanto cominciano il 4 gennaio e sono perfettamente d'accordo. Quindi sarebbero da posticipare anche secondo lei, anche quelli estivi? Anche quelli estivi, sì, soprattutto a Belluno perché il caldo a Belluno arriva a luglio, magari qua giù arriva a maggio-giugno, ma a Belluno maggio-giugno di solito piove, fa freddo, si comincia a mettere i primi abitini a luglio e sono già in svendita. Non ho un negozio di abbigliamento, ma capisco insomma che andrebbero posticipati. Certo. Fallo un flash prima di sentire la telefonata? Su questo? Sì, probabilmente se si mantengono questo tipo di saldi e di situazioni dovrebbe essere cambiati i periodi, però francamente in questi momenti di grossa difficoltà concentrare tutti gli acquisti, un po' come i pubblici esercizi che sono strapieni venerdì, sabato, domenica, ma poi hanno 5 giorni di veramente difficoltà. Qua i negozi hanno difficoltà tutto l'anno per attendere il mese di saldi. Probabilmente non è neanche la situazione giusta, però dicevamo i centri abitati che è la cosa dove c'è maggiore difficoltà perché la gente ha la tendenza a dare sui centri commerciali ecco, e questa è una brutta abitudine. Ha toccato un tema che trattiamo dopo, sentiamo una telefonata perché è un tema anche questo cruciale soprattutto per le città Treviso, Belluno e Venezia di cui stiamo parlando quest'oggi. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, dica. Buongiorno, niente,
mi sembra che il commercio sia stato rovinato dai grandi centri commerciali, perché anche adesso al 31 dicembre sono stati chiusi qua tra Silea e Lanzago 3 negozi, uno di stoffe, un'edicola, non si legge più. Non so come mai i giornali non vengono letti, a parte che li mettono su Facebook, dunque stanno presto e il cartaceo non si legge più. Giusto, Però verissimo. mi fa paura vedere questi negozi chiusi. Lascia un po' Grazie, di sconforto. arrivederci e Grazie buongiorno. Nadia. Siccome parlava di Silea, Lanzago, insomma anche questa periferia di Treviso, insomma diceva molti negozi chiusi, chiaramente a discapito di quelli che sono i grandi centri commerciali, che poi alla fine si trova tutto lì, quello di cui si ha bisogno, e quindi si va nel grande centro commerciale. Si trova quasi tutto lì, perché lì c'è un'accessibilità sicuramente particolare, ci sono delle tariffe, dei prezzi sicuramente particolari. Ci sono i parcheggi, ci sono comodi. i parcheggi, certo, l'accessibilità. Quello che manca però, e quello sul quale dobbiamo puntare, è il servizio e la competenza. E l'emozione. L'acquisto oggi non è più consumo, è emozione, è esperienza. Certo che è una abitudine che dobbiamo mantenere, forse dobbiamo anche in parte recuperare, perché i nostri negozi sono anche dei punti nei quali riusciamo a trasmettere delle conoscenze al consumatore di quello che sta comprando e far vivere l'esperienza dell'acquisto, che oggi, come dicevo prima, si può anche facilmente condividere e quindi diventa un motivo di diffusione di informazione. Questo è l'aspetto che deve contraddistinguere la nostra offerta rispetto a quella dei centri commerciali, che oggi in realtà hanno creato questo problema, che oggi si trovano a doverlo subire, perché poi tutto l'online va a cannibalizzare in particolare quel tipo di proposta, che è la proposta della grande distribuzione, che tra l'altro è in competizione anche con se stessa, perché il proliferare di tutte queste realtà nelle periferie delle città mette in competizione, probabilmente a causa di una errata pianificazione con un'offerta eccessiva, queste realtà le une con le altre, per cui credo che assisteremo nel prossimo periodo a quello che già negli Stati Uniti avviene da un po', e cioè di vedere queste cattedrali nel deserto che vanno a chiudere, perché non c'è un mercato sufficiente per tutti questi centri commerciali. Faloppa, la questione della concorrenza con i centri commerciali è molto sentita soprattutto nella zona di Mestre, insomma, nella periferia, insomma, anche lì questo tema è molto sentito, no? Proprio per la vicinanza con appunto dei grandi centri commerciali. Mestre ha tutto attorno dei centri commerciali che sono veramente importanti e che mettono in crisi, ma la stessa cosa può essere l'outlet per tutta la zona del San Donatese e di quest'altra area, cioè ci sono dei centri commerciali. Purtroppo i centri commerciali spesso sono nati la corsa ad aprire negozi per non lasciare spazio al concorrente, e quindi diventa cannibalizzazione. Questi qua sono giustamente i primi che adesso con le vendite online si trovano in grossa difficoltà, quindi veramente è il cane che si morde la coda. Allora tutti dicono: come facciamo a portare gente sui centri storici? Primo, riportando anche la residenzialità. E quindi cosa vuol dire? Basta piani che sviluppano le periferie, ma cerchiamo di portare la gente in centro, cerchiamo di incentivare quello. Poi la viabilità, perché tutti andavano ai centri commerciali, e io lo ritengo negativo, perché per me passare una domenica dentro su un centro commerciale, quando potrei passarla a passeggio per Treviso, veramente, che è un centro commerciale all'aperto, per me è pura follia. Però purtroppo ci stanno abituando a questo tipo di sistema. Non si esce più la sera, non si socializza più. Tanti bar chiudono con la chiusura degli uffici, e anche questo è sbagliato. Poi vedi che la sera le città c'è il deserto. Perché? Perché la televisione
ti invita a rimanere in pantofole sul divano, quindi non esci più a socializzare. La residenzialità a causa viabilità e parcheggi viene portata all'esterno delle città e quindi i centri storici, che sono meravigliosi, dovrebbero essere vissuti costantemente, cominciano a subire delle situazioni veramente brutte, come diceva prima la signora. Lo stesso vale per il Bellunese e per tante altre zone. Dove forse però nel Bellunese non c'è una grande vicinanza con dei grandi centri commerciali, però si sente lo stesso, insomma, un po' la dispersione, lo spopolamento. Non c'è una grande vicinanza, però purtroppo ci sono comitive di macchine che scendono a Conegliano, Treviso per andare a fare la spesa nei centri commerciali. Per cui secondo me poi il guadagno è totalmente mangiato dal tragitto che devi fare in macchina, non ha nessun senso, cioè io è una cosa che non ho mai fatto e non farò mai. Centri commerciali ci sono anche a Belluno, danneggiano sicuramente il centro, la gente deve capire che venire a comprare in centro, il centro deve diventare un centro commerciale naturale, cioè i negozi devono essere più collaborativi fra loro e trasferire questa emozione, questo servizio alla gente. Purtroppo però succede che tante volte i negozi all'interno dei centri si fanno la guerra uno con l'altro, invece che avere una regia comune come c'è nei grandi centri commerciali, non c'è un regista comune che ci mette tutti d'accordo e ci fa lavorare con gli stessi orari, con le stesse luminarie, con le stesse... Manca un po', insomma, il fare Manca una regia, secondo me si potrebbe ottenere di più dai negozi. È sempre più difficile fare regia quando la liberalizzazione, soprattutto dalla Bolkestein in poi, ti permette di fare che orario vuoi, aprire quando vuoi, chiudere quando vuoi, sfruttare le situazioni e quindi tutti vendono tutto, anche senza professionalità qualche volta. Questo. Quindi sui centri commerciali c'è veramente gente che vende dei prodotti solo perché li ha esposti, ma non sa neanche di cosa si tratta. Quindi perdi un po' di questo... Certo, c'è anche questo aspetto. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, buongiorno, dica. Allora, mi sembra che abbiano aperto PT Moda a Firenze. Io spero veramente che le donne rientrino nella femminilità, indossando abiti e gonne, perché sono tutti in pantaloni e alle volte se non li vedi sul davanti non capisci se è uomo o donna. Hanno perso tutta la femminilità. Ancora ci vorrebbe in circolazione le sarte col cotone, con la seta, con la lana, con i maglioncini in lana, vestiti da donna, vestite da donna. Giusy, poi un po' è il gusto personale, no? Poi di ognuno di noi. Una volta eravamo tutti con la gonna, adesso tutti in pantaloni, non capisci più niente. Manca la femminilità, ve lo dico ragazze, manca la femminilità. Io non dico i pantaloni sportivi, se devi fare qua, se devi fare là, però manca la femminilità, non c'è più. Non c'è più sulla donna, non c'è più. Ha anche ragione, se per questo. Grazie. Invece Giusy, di chiudere questi negozi di stoffe, ci dovrebbero essere ancora sarte che fanno il loro lavoro bene. Certo che ci vuole soldi, però incominciamo di nuovo a farci vedere donne, no maschietti. Grazie. Grazie Giusy, se guarda me e Anna Maria, siamo tutte e due in pantaloni, quindi... Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per l'ultima parte ancora insieme di Ore 13, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Noi durante la pubblicità disquisivamo un po', no, su quello che deve essere l'abbigliamento quando ci si un po' propone in diversi momenti della quotidianità. Però insomma, al di là dei centri commerciali che insomma abbiamo detto essere un po' aggredire un po' i centri, i piccoli negozi insomma di città e di periferia,
l'abbiamo già detto, il commercio online, quindi l'andare a vedere in negozio il prodotto e poi cercarlo online, acquistarlo online, sicuramente è un grosso danno per il commercio. Un commercio in trasformazione anche da questo punto di vista, no Capraro? Sì, l'online è un canale che si aggiunge, non sostituisce, dobbiamo parlare di multicanalità di vendita. L'online era visibilità, era una vetrina, oggi invece non è più così, è uno strumento di vendita. Passiamo da una realtà online e offline che in realtà si sta sostituendo, perché noi siamo sempre costantemente connessi. Capita anche a noi, siamo dietro il banco, al lavoro, di vedere ospiti se sono alberghi o clienti se sono negozi che entrano con il cellulare in mano, ma non è detto che sia negativo, perché in quel momento lì potrebbero condividere un'esperienza di acquisto e sono costantemente connessi, quindi sono on life, vivono e viviamo tutti costantemente connessi, quindi non c'è più questa differenza tra quando si è online e quando si è offline. È tutto mescolato, e quindi così come si mescola acquistando a volte da casa, così come in realtà si va nei negozi, ma lì, come si diceva prima, c'è il momento dell'esperienza. Quindi tutto ciò che è online non deve essere demonizzato, anzi come Confcommercio lo stiamo accompagnando e sviluppando, perché diventa un ulteriore canale, un ulteriore modo di fare le nostre vendite. Certo, è uno strumento, insomma, comunque che può essere positivo se utilizzato nella maniera corretta, no? Come tutti gli strumenti, va Certo. conosciuto e utilizzato nella maniera corretta. Beh, Faloppa, ad esempio, si pensa che la spesa non si fa più sotto casa, ma addirittura la spesa e i generi alimentari si possono anche quelli acquistare online, in internet, con una semplice applicazione sul telefono. Sì, diventa anche un po' moda, no? Perché se non sai utilizzare l'online, se non acquisti online, non sei più di moda, e quindi anche questo aiuta. La cosa che, e parlavo prima delle barriere che non possono più esserci, quindi l'online c'è, non è più una vetrina, vende, commercia, e qua subentra un altro fattore molto importante, la concorrenza sleale. Questo vale anche per il turismo, le prenotazioni online. Tu fai un business ma non paghi le tasse come le devono pagare gli altri, quindi diventa concorrenza sleale accettata, tollerata, perché probabilmente questi grossi gruppi hanno un potere talmente forte e talmente forte economicamente parlando che riescono a condizionare anche le scelte politiche, e quindi mi va bene tutto purché tutti siano messi alla pari e tutti rispettino le stesse regole. Purtroppo questo non sta avvenendo, soprattutto nell'online. Come, alla luce insomma di tutto quello che ci siamo detti in questa ora che abbiamo passato insieme, come si affronta il 2020? Beh, ottimismo, come ho detto prima, perché sennò non facciamo gli imprenditori. Ottimismo, ma cercando di, come categorie, di portare avanti questi interessi, di far capire soprattutto a chi ci governa che c'è bisogno di pianificazione e programmazione. Un evento in meno e un collegamento stradale, migliorare un collegamento stradale. I clienti arrivano con gli aerei, bene, li dobbiamo accompagnare, non possiamo abbandonarli o fargli trovare delle situazioni o delle strade inagibili. E poi scegliere anche come avvicinare i turisti dal punto di vista della viabilità, cercando di non impattare su quello che è l'ambiente. Quindi anche per far questo ci vuole programmazione e pianificazione. Programmazione e pianificazione, dice Faloppa, lei? Lo seguo e aggiungo innovazione e aggiungo rete. Prima si è parlato di rete infrastrutturale, ma si è parlato anche di rete tra realtà commerciali. Credo che si debba parlare di rete tra amministrazioni, perché oggi questi confini non li vede più nessuno, ma in realtà non ci sono, perché non c'è cosa che uno fa a casa sua che non abbia un'influenza anche nel contesto vicino, per cui credo che rete e innovazione siano due aspetti da aggiungere alla programmazione e pianificazione.
Bristot, lei è d'accordo un po' su questo? E Belluno come affronta una programmazione 2020? Guarda, noi stiamo già lavorando per il Natale del 2020, non abbiamo neanche finito Non questo. ci si ferma, insomma. Non ci si ferma, abbiamo già fatto una riunione, giovedì ne avremo già un'altra. Dobbiamo andare avanti perché dobbiamo sfruttare questo trend, abbiamo delle idee, non sarà facile bissare la luna, ma insomma troveremo qualcosa d'altro. Di altrettanto stupefacente. Un flash prima di chiudere con Faloppa, no? Perché abbiamo aperto dicendo l'acqua alta di novembre 2019, i grossi danni alle attività commerciali, a che punto siamo con l'iter per i risarcimenti? Alcune cose sono già state fatte. È stato chiesto maggior tempo per dare la possibilità di calcolare i danni, però gli interventi sono già iniziati. Ecco, le banche hanno fatto una buona parte del lavoro perché hanno anticipato denaro e hanno dato la possibilità alle imprese di già ristrutturare, diciamo, e riorganizzare il lavoro. Quindi il credito si è dato molto da fare per aiutare queste imprese, attendendo poi questi finanziamenti che saranno indispensabili comunque. Certo, c'è fiducia comunque, no? Bisogna, perché bisogna. la parola chiave di oggi abbiamo capito, ottimismo cosciente. Ottimismo cosciente. Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio davvero Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso, grazie anche ad Anna Maria Bristot del Consorzio Belluno Centro Storico, grazie anche ad Angelo Faloppa, vicepresidente di Confcommercio Provincia di Venezia, grazie a voi, grazie anche a chi ci ha seguito da casa e vi do appuntamento quindi alla prossima puntata di Ore 13. Grazie per averci seguito, arrivederci.